Buongiorno, bentrovati col notiziario di prealpina.it. È il giorno del dolore alle 14:30. Oggi nell'oratorio di Schianno verranno celebrati i funerali di Daniele Paitoni, il bimbo di 7 anni, ucciso dal padre la sera di Capodanno. Le esequie saranno precedute alle ore 14 da un rosario. Sono attese centinaia di persone, per questo la polizia locale ha previsto la chiusura al traffico, che scatta in questi minuti e andrà avanti fino alle 17:30, delle vie Chiesa e San Francesco d'Assisi a Schianno. Lutto cittadino proclamato oggi a Gazzada Schianno e Morazzone. A Morazzone si è consumata la tragedia, mentre a Gazzada Schianno vive la madre del piccolo Daniele, ma bandiera mezzasta in diversi comuni della provincia di Varese in segno di cordoglio. L'omicidio del bambino è avvenuto nella casa dove il padre si trovava agli arresti domiciliari per il tentato omicidio di un collega avvenuto a fine novembre. L'uomo, Davide Paitoni, si trova in carcere, è accusato anche del tentato omicidio della moglie e gli viene contestata anche la premeditazione. Gli aggiornamenti su questa giornata di lutto si possono seguire su prealpina.it. E ora la cronaca, spostandoci a Varese, dove lunedì si aprirà il cantiere tra Largo Fraiano e Viale Borri per la costruzione della maxi rotonda all'ingresso della città. I lavori chiederanno un sacrificio agli automobilisti. Vediamo il servizio. Siamo tra Largo Fraiano e l'inizio di Viale Borri. Ebbene, qui lunedì prenderà il via il cantiere con opere preliminari per la realizzazione del maxi rondò che cambierà l'ingresso in città in Largo Fraiano. Ebbene, questo cantiere prenderà via lunedì e interesserà l'abbattimento degli alberi che vedete qui all'inizio di Viale Borri fino al numero civico 4, in pratica quelli che costeggiano la ferrovia, proprio perché lì verrà realizzata l'impalcatura che servirà alla costruzione poi del rondò a forma ellittica. C'è l'ordinanza della polizia locale da lunedì fino alla fine del mese e nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 di mattina alle 4 del pomeriggio verrà eseguito l'intervento e ci saranno restringimenti di carreggiata che annunciano quindi disagi in questo tratto molto trafficato della viabilità cittadina. E parliamo adesso di Lotteria Italia. Ieri sera c'è stata l'estrazione, il primo premio da 5 milioni è andato a Roma. La provincia di Varese ha ricevuto dalla dea bendata solo un timido sorriso. Sono stati estratti 2 biglietti vincenti di terza categoria con premio di 20.000 euro ciascuno, estratti dalla Lotteria Italia, ma e venduti a Cassano Magnago e Ferno. A Cassano Magnago è stato venduto nella tabaccheria di Giodi Napoletano in via 4 novembre. La Befana fortunata ce l'ha fatta ad arrivare anche a Cassano, ha commentato questa mattina il titolare della ricevitoria. Il Lazio è la regione più fortunata, oltre al primo premio che è andato a Roma, ce ne sono stati altri 2 di prima categoria, rispettivamente da 2 milioni e 1 milione e mezzo, per biglietti venduti sempre a Roma e in provincia di Rieti. L'estrazione della Lotteria Italia è avvenuta ieri sera nel corso della trasmissione I soliti ignoti, il ritorno, condotta da Amadeus. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora lo sport, col basket si complica l'arrivo a Varese del pivot statunitense Brandon Ashley, trattativa in stallo dopo che al giocatore sono giunte offerte da Israele e dalla Spagna. L'OGM punta su Ashley per sostituire il centro Egbunu, ma l'operazione, come detto, si complica. E sempre in tema di basket, l'Eurolega ha ufficializzato questa mattina il rinvio della sfida prevista per questa sera tra Milano e Zenit San Pietroburgo. La decisione è arrivata dopo che la squadra rossa ha comunicato la positività al Covid di 5 componenti del gruppo squadra. Per questa ragione lo Zenit non è partito alla volta dell'Italia.
E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG delle ore 19. Buona giornata.